Il pericolo è che possa comandare anche dal carcere e così per Leo Sutera, il boss di Sambuca di Sicilia, arrestato il 26 giugno scorso al termine dell'operazione Nuova Cupola, scatta il 41 bis. A firmare il decreto è stato il ministro della giustizia Paola Severino. Per professori, come inteso Sutera, insegnanti di educazione fisica, scatta dunque il regime del carcere duro, provvedimento da sempre temuto dai boss di rango e che era uno dei punti al centro del cosiddetto papello della trattativa Stato-mafia. Secondo le motivazioni Sutera sarebbe l'uomo che avrebbe preso il posto di Giuseppe Falsone al vertice di Cosa Nostra Agrigentina e che potrebbe continuare a comandare dall'interno del carcere impartendo ordine agli associati anche attraverso familiari ed altri detenuti. Sutera è il personaggio di spicco tra gli arrestati nel blitz Nuova Cupola che ha stroncato sul nascere la ricostituzione del cosiddetto ottavo mandamento mafioso della provincia di Agrigento, quello che fa capo a Palma di Montechiaro. C'è da dire che quasi la metà delle ordinanze di custodia firmate dai PM della DDA di Palermo è stata respinta dai giudici del Tribunale di Resame. 24 dei 49 fermati infatti sono già stati rimessi in libertà. L'avvocato di Sutera ha chiesto la scarcerazione del suo assistito per mancanza di gravi indizi di colpevolezza. Il tribunale deciderà nei prossimi giorni. L'inchiesta Nuova Cupola è stata anche al centro di un violento e pesante scontro all'interno del pool antimafia della DDA di Palermo, con il procuratore aggiunto Teresa Principato, delegata per le indagini sulla mafia del Trapanese, che ha accusato Messineo e Teresi di aver fatto saltare, con l'arresto di Sutera, l'unico collegamento con il superlatitante Matteo Messina Denaro.